tutti. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Claudio, a te la linea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, spazio dell'Umanitaria Padana. Sostituisco Sara oggi, è impegnata, ma lo faccio volentieri, mi piace. Mi piace questa radio, mi piacciono gli spazi che abbiamo, la possibilità di comunicare con voi che ci ascoltate. E devo dare una bella notizia. I biglietti di auguri che sono stati e gli ultimi periodi dell'anno sono stati abbastanza positivi. Tutte le persone che hanno ricevuto il nostro classico biglietto di auguri di Natale, un po' alla vecchia maniera, no? Ma molti adesso usano WhatsApp, internet, la mailing per fare gli auguri di Natale e si è persa un po' la vecchia tradizione della cartolina di auguri firmata di persona. Sono invece piccole cose che non sono poi così tanto piccole. Bello è stato vedere che il messaggio che è arrivato con questa cartolina di auguri ha portato un aumento delle donazioni, che ve lo ricordo, non è per fare il brianzolo della situazione o quello che non si accontenta mai, ma oggi più che mai quello che abbiamo a disposizione non è sufficiente. Non è sufficiente perché di progetti ce ne stanno arrivando tanti, di richieste ce ne arrivano tante da tante zone del mondo che ci chiedono aiuto. Quello che noi vediamo in televisione è quello che i media hanno deciso di farci vedere, quello che qualcuno ha deciso che dobbiamo sapere. Ci sono tante realtà dove noi operiamo da tanti anni che vengono quasi nascoste, però anche lì ci sono persone, anche lì ci sono famiglie, anche lì ci sono bambini, anche lì ci sono donne che vorrebbero studiare e non possono per motivi religiosi, per tanti motivi dittatoriali, per tante paturnie che magari ci sono in alcune zone del mondo. In quelle zone noi abbiamo persone che sanno come fare, sanno come muoversi e sanno utilizzare molto bene l'aiuto che noi diamo, il supporto che noi diamo. Chi ci segue da anni sa che molto spesso l'aiuto era il container o i container carichi di attrezzature che andavano a destinazione con l'aiuto e con la collaborazione dei militari italiani in missione, magari in quelle aree, che ci chiamavano. Io la banalizzo ovviamente perché non è così come la racconto io. Io vi dico quello che quando vi dico sì, loro ci chiamano, ci dicono abbiamo a disposizione un mezzo container, cosa volete buttare dentro? No, non è così. C'è un grande lavoro di Sara, c'è un grande lavoro dell'ufficio, c'è un grande lavoro di programmazione che dura mesi a volte, o anni addirittura, dove poi come risultato si riesce ad avere magari una spedizione economica o quasi a costo zero per quell'invio di materiale, e noi riusciamo ad andare a destinazione, poi andandoci anche di persona, perché a volte qualcuno ha viaggiato insieme ai militari per andare alla consegna. Un'altra bella abitudine che abbiamo avuto molto spesso, di essere presenti quando si apre il container, di essere presenti quando si consegna, di essere presenti quando la felicità e la gratitudine diventano il vero pagamento, la soddisfazione di vedere arrivato a destinazione quello che era il nostro progetto, di vederlo funzionare.
è successo tante volte. Qualche volta sono riuscito a, diciamo, in alcuni paesi dell'est, penso Sarajevo, Medjugorje, in alcune zone dove siamo andati, a Zagreb siamo andati anche qualche anno fa, ho potuto toccare con mano questa botta di adrenalina, questa gioia, no? Questa gioia contagiosa che pensi, tu porti 4 valigie di, scusatemi anche qui, perché non sono calze e mutande o calze contenitive o giubbotti pesanti o coperte, possono non sembrare degli aiuti, no? Ma in alcune aree siamo riusciti a fare anche questo. Per esempio, nei paesi africani si fa molto fatica a portare indumenti per una questione batterica, per una questione di sanificazione, perché se alcune persone mettessero i nostri indumenti, probabilmente avrebbero infezioni immediate. Abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea. Buongiorno. Ma buongiorno signor Claudio, sono Adriana. Lei ha detto una frase adesso che mi ha fatto scattare l'apertura di un cassettino della memoria. Anni fa, non io, ma la mia famiglia aveva conosciuto un ragazzo a Loano del Senegal che ormai era in Italia da parecchi anni, per cui Sì. tutte le volte che si andava in vacanza, bene o male poi lo si aiutava e ascoltavamo un po' la sua storia. E mi ricordo che mi era rimasto molto impresso questa frase, diceva: vedete, voi europei mandate tanti aiuti in Africa e ve ne siamo ultra grati, però voi non avete idea di che cosa succede, e lui si riferiva particolarmente ad un'associazione che non mi interessa nominare, UNICEF, che mandavano i tir, ma che lui diceva che non facevano neanche in tempo ad arrivare perché erano depredati. Non arrivava niente di tutto quello che noi inviavamo là. E questa cosa a me è rimasta impressa, perché questo ragazzo l'aveva vissuto di persona e non aveva nessun interesse di raccontarci delle bufale. Sono stata Certo. chiara, signor Claudio? Per cui mi fa piacere che voi siate presenti quando arrivano i tir, perché io non sono così sicura che arrivi poi tutto quello che noi inviamo a loro. A parte il fatto che io sono nata in Africa, in Somalia per l'esattezza, e mio padre aveva una certa opinione di queste persone, per cui ecco perché si fa fatica ad aiutarle. Comunque, grazie di avermi ascoltato. Arrivederci. Grazie a lei. Le vostre esperienze sono, anzi, le esperienze in generale devono essere ascoltate. Grazie per il suo contributo. E perché no? Ci metta alla prova. Potrebbe essere interessante avere la risposta a questo suo dubbio, vedere che non tutti, ma io non parlo adesso non voglio nominare nessuna ONG o nessuna azienda che fa l'associazione umanitaria, muovono miliardi. Nella storia abbiamo visto che alcuni hanno aiutato gli indiani d'America e gli hanno regalato per l'inverno le coperte al vaiolo per poi vendergli i vaccini del vaiolo in cambio dei terreni, mi sembra, parliamo di qualche centinaio di anni fa, non di milioni di anni fa. Quindi alcuni aiuti hanno una motivazione diversa. La nostra associazione è nata, anzi normalmente le associazioni, ma io penso anche all'ACP, ma nel periodo dove è nato l'associazionismo nostro, ok? È nato proprio perché voleva essere un associazionismo diverso, che partiva dall'esigenza. Era in una delle tante riunioni dove eravamo soltanto i presidenti in queste riunioni, si parlava che noi dovevamo essere l'orecchio del territorio, l'orecchio del settore, quindi capire, ascoltare e agire. E questo adesso ne sono rimaste poche da allora erano quasi un centinaio le associazioni, in qualsiasi settore ce n'era una.
adesso sono rimaste, hanno quasi 30 anni, quelle che hanno lavorato davvero sul territorio. Questa associazione umanitaria padana è una di quelle che ha fatto migliaia di interventi, molte volte con la sola soddisfazione di averlo fatto, portando i resoconti all'interno dell'associazione, portando i video, i filmati, le fotografie della conclusione della missione. Quindi la conclusione della missione è quando si consegna, quando si accende la scuola, quando si consegnano magari i banchi, le sedie che qui venivano buttati via, e siamo invece riusciti a portare a destinazione e ad arredare una scuola intera in una zona veramente complicata ancora oggi. Scuola che funziona ancora adesso, che va bene, che ha vissuto la gioia di averci conosciuto, e noi abbiamo avuto la gioia di aver collaborato, di aver fatto la differenza in quei campi, dando cosa? Il 100% di quello che viene raccolto. No, diciamo, vogliamo essere ancora più onesti, non il 100%, probabilmente il 99%, perché quel minimo serve per tenere in piedi l'ufficio, il magazzino, pagare l'assicurazione, il bolle tagliando del furgone che utilizziamo per fare i ritiri e le consegne. Sì, una minima parte viene utilizzata per la sopravvivenza, ma qui non ci sono gli stipendi ai volontari, non ci sono determinate azioni. Io ricordo anni fa, non c'entra l'umanitaria, ma era un altro esempio, visto che ne ha portato uno eh, purtroppo valido, sull'utilizzo economico di alcuni enti. Costano molto, si fanno tanta pubblicità, fanno tanta attività, e gran parte della parte economica va nella gestione, una piccola parte va nell'aiuto vero. È vero, lo sappiamo, non serve, basta andare a guardare i bilanci di certe associazioni, di certe aziende che fanno le associazioni. E quindi è inutile criticarle, lo sappiamo, agiamo e diamo spazio e forza anche col 5 per 1000, per esempio, alla nostra associazione. A proposito, ci sono sempre i momenti delle dichiarazioni, dove si può fare questo tipo di intervento, non costa nulla. Cominciate adesso ad avvisare il vostro commercialista, andate sulla pagina web dell'Umanitaria Padana, c'è il tastino dona ora sulla destra in alto, cliccando quello non parte la donazione automatica, state tranquilli, potete schiacciarlo con tranquillità, si apre una pagina dove sono scritte tutte le modalità per fare un bonifico, per dare un aiuto, per incrementare la forza che abbiamo nella direzione dei nostri progetti. Ovvio, più abbiamo possibilità, prima chiudiamo alcune attività e prima riusciamo ad attivarne altre. C'è tanto bisogno, ragazzi. Lo sapete benissimo, basta guardarsi in giro, oltre a quello che ci obbligano a vedere o quello che hanno deciso di farci vedere. Basta scavare un po' per vedere quali sono i luoghi dove davvero c'è bisogno di aiuto da sempre, da tanti anni. Non so se c'è la volontà in alcuni posti di mantenerli così. Probabilmente ci sono delle logiche che noi facciamo fatica a comprendere, non perché non siamo al livello, perché umanamente certe cose che vediamo non sono comprensibili, non sono accettabili proprio a livello umano, ma vengono fatte lo stesso. Quindi portare aiuto, portare attività, portare strumentazione, dare la possibilità di far girare moneta. Perché un conto sì è spedire da qui un'officina intera con i trapani, con il tornio, con quello che possiamo recuperare e mandarlo là. Quindi abbiamo i costi di sistemazione per aggiustare, preparare gli strumenti per non mandare là dei rottami che non funzionano. È capitato anche questo, purtroppo non a noi, ma molto spesso è capitato che ci dicevano: è inutile che ci spedite la roba, tanto poi ci mandate i container con i mattoni. Sì, ci costruiamo la casa con quei mattoni, ma noi ci aspettavamo degli impianti e gli impianti non arrivano. Succedono anche queste cose, purtroppo. Le truffe arrivano anche lì.
Noi andiamo ad aprire, spesso siamo andati ad aprire, anzi spessissimo siamo andati ad aprire, siamo andati a consegnare, siamo andati a vivere quel momento con le persone a cui davamo aiuto. Tanta roba, è veramente, veramente bello, è veramente molto bello, molto intenso, molto toccante in alcuni progetti, perché non sempre si va lì a portare un po' di aiuto, o accendere una pompa o fare uno scavo per dare i soldi per fare uno scavo per portare l'acqua in un villaggio che magari deve fare 3 chilometri a piedi li vedete, no? Ogni tanto si vedono anche, le fanno quasi diventare una cosa folcloristica, ma non lo è affatto. Vedere i bambini che vanno a prendere i secchi d'acqua al fiume, poi scopri che il fiume è inquinato e sarebbe meglio non berla quell'acqua. Eppure la bevono lo stesso, poi magari ti accorgi che la vita media di quelle persone è 20 anni, 25 anni, 30 anni, perché? Perché vivono in una condizione che può essere migliorata magari con 200, 300 dollari, 500 dollari di donazione che permette a un'azienda di andarli a fare un buco. E anche in alcuni posti desertici basta scavare poche decine di metri e c'è l'acqua. Non è che perché c'è il deserto l'acqua non c'è, l'acqua c'è, bisogna trovarla. E quindi molto spesso l'aiuto è più banale di quanto si pensi. Per quello che è importante darci uno spazio, fare una donazione. Lo ribadisco anche oggi, io arrivo lì poi durante questa trasmissione e anche se mancano pochi minuti, l'obiettivo è quello, aprirvi il cuore pari al nostro, portare il vostro cuore pari al nostro, che è pronto per fare tantissime cose, e aprirvi anche un po' brutto da dire così, aprirvi il portafoglio, darvi la possibilità di darci la possibilità. Darvi la possibilità di darci la possibilità. Bella anche questa. Mi piace. Sì, perché ci date l'opportunità di fare qualcosa di importante. Metteteci alla prova, lo diciamo spesso, lo dico spesso. Metteteci alla prova e controllateci. Saremo ben felici e onorati di dirvi dove vanno a finire le donazioni che fate. Nella donazione, tra l'altro, voi potete scrivere nel bonifico, potete anche scrivere, se conoscete un po' l'attività, che la mia donazione di X euro voglio che sia destinata e mettete l'obiettivo. Penso aiuti per, non so, per le ragazze, per la scuola X, oppure per l'aiuto per la missione Y. Non voglio elencarle perché sono tantissime, ma se conoscete l'attività della nostra associazione, e se non la conoscete andate sul sito o sui social, e quello che è possibile pubblicare noi lo pubblichiamo. Lo stavo dicendo prima, poi ho cambiato discorso. È capitato molto spesso che le missioni vengono portate in associazione, video, fotografie, lettere di ringraziamento, documenti ufficiali magari di un governo che ci ringrazia, o di un'area territoriale che ci ringrazia, magari quello che da noi è il sindaco, lì è magari chiamato in modo differente, ma che ci ringraziano per gli aiuti con documenti ufficiali, ma sono cose che ci chiedono di tenere riservate. Quindi noi lo sappiamo, abbiamo la gioia in associazione di aver concluso quel capitolo e magari aspettiamo un upgrade, una fase successiva per migliorare ancora qualcosa di vicino a quello, ma non possiamo dire che abbiamo concluso una missione in quella nazione, ma non possiamo andare nello specifico, magari facendovi vedere immagini, video, perché può essere messa a rischio, che ne so, il contatto che abbiamo, può essere messa a rischio la famiglia che stiamo aiutando, perché magari sono cristiani perseguitati in alcune nazioni dove i cristiani non vengono visti bene. Magari stiamo aiutando una persona con disabilità in un'area come quella, quindi in un'area già difficile, quindi aggiungiamo difficoltà alle difficoltà. Bisogna aiutare gli ultimi.
bisogna aiutare quelli che definiamo gli ultimi e quindi bisogna fare in modo che tutti possano vivere degnamente. E questo è quello che facciamo, in modo anche forse raccontato in modo semplice. Quindi all'ascoltatrice di prima, mi raccomando, sito internet Umanitaria Padana ci trova, tasto in alto a destra, dona ora, trovate 5 modi diversi per effettuare una donazione, potete fare anche il bonifico immediato, quindi in ufficio vedono subito che la trasmissione di oggi ha funzionato. Non mi danno niente, non mi danno la percentuale, state tranquilli, non l'accetterei mai una cosa del genere. Però la percentuale che riceviamo noi è la gioia dell'aver fatto qualcosa in più per gli altri. Mi raccomando davvero. E se avete un'azienda, avete un commercialista, avete chi vi fa le paghe o chi vi gestisce le vostre finanze, ditegli di mettere il codice fiscale della nostra associazione nel 5 per 1000, perché molte persone non donano a nessuno, non lo usano questo importante aiuto che ci viene dato dallo Stato. A voi non costa nulla, a voi non costa nulla, è una quota che già vi viene tolta. Quindi se non la date in modo specifico a qualcuno, lo Stato la dona, la mette in una cassa generale che poi viene spartita in una maniera che adesso non ricordo, ma sicuramente non arriva a noi direttamente. Quindi se avete la possibilità di parlare col vostro commercialista, o in azienda volete farlo, mettete il nostro codice per il 5 per 1000 e ci date la possibilità di programmare, perché noi quei soldi li riceviamo 1 anno, 2 anni dopo, non li riceviamo subito ovviamente, ma sappiamo qual è l'importo di quell'anno, quindi ci date la possibilità di programmare nel tempo delle missioni che magari hanno tempi lunghi e poi noi possiamo già oggi dire col 5 per 1000 del 2025 possiamo fare nel 2026 o nel 2027 potremo chiudere questo e questo capitolo. Queste cose le possiamo programmare. Un'associazione seria queste cose le porta avanti perché ci sono attività immediate, attività urgenti, penso ai terremoti, le calamità e quello che può capitare, ma ci sono anche interventi che durano nel tempo. Penso all'acquisto di un pulmino in una zona dove i bambini facevano 10 km a piedi per andare a scuola. Penso all'acquisto di biciclette ho visto le cose più strane. Però veramente quando si decide di aiutare qualcuno si ascolta il grande orecchio che ci è stato dato come messaggio tanti anni fa. Siate l'orecchio del vostro settore. Cercate di capire cosa serve e organizzatevi per aiutare. Questo lo facciamo da quasi 30 anni. Penso che di dimostrazione del nostro buon lavoro ne abbiamo date tante e ne continuiamo a dare. Quindi mi raccomando, dateci la possibilità di fare. Sito internet umanitariapadana.net, tasto in alto a destra, dona ora, entrate lì, trovate il conto corrente postale, 2 IBAN per il bonifico, copiate e incollate quello e dateci un supporto, dateci una mano e poi vi faremo vedere di cosa siamo capaci. Siamo al termine, giusto regia? Sì, ancora un minutino se vuoi. Ok. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo presto, alla prossima. Avete ascoltato Umanitaria Padana